frequentato Grazia Deledda molto poco, forse perché la scuola non la indicava, non era un'autrice di cui si parlasse tanto. Le poche cose che avevo provato a leggere da giovane non mi sembravano interessanti, le trovavo un po' stantie, trovavo che fossero storie uguali a quelle da cui volevo liberarmi, ma rileggendo, anzi leggendo attentamente Grazia Deledda per la prima volta, da un punto di vista di comprensione del fenomeno sociale della popolazione, ho scoperto una cosa che mi ha lasciato assolutamente esterrefatta, che era la mia possibilità di fare diagnosi sui personaggi secondo quelli che erano i più moderni criteri diagnostici. E qui la mia curiosità è diventata enorme, perché dicevo: com'è possibile che agli inizi del secolo, quando la psichiatria non esisteva, era declinata con 2 o 3 patologie, 2 o 3 disturbi, fondamentalmente la schizofrenia, la mente divisa, e Freud stava cominciando a balbettare qualcosa sulle nevrosi, com'era possibile che qualcuno avesse scritto dei pensieri di queste persone, non dei comportamenti? Dei comportamenti hanno scritto tantissimo tutti, abbiamo tutto il filone russo, abbiamo tantissimi esempi nella letteratura nazionale e internazionale, ma di scrivere i pensieri di questi soggetti permettendo a me di poter chiudere una diagnosi secondo i più moderni criteri. E qui è stata la scoperta della grandezza, dal mio punto di vista ovviamente, di una scrittrice forse da queste parti troppo trascurata o poco valorizzata.